Con la firma dell'accordo si estende anche in Veneto INPS per tutti, il progetto per favorire l'integrazione sociale e promuovere il contrasto alla povertà. L'accordo, siglato fra l'INPS, l'ANCI Veneto e la Caritas, è nato con lo scopo di intercettare i senza dimora e i cittadini più fragili, spesso non consapevoli dei propri diritti e difficilmente raggiungibili, che una volta individuati potrebbero aver diritto a varie tipologie di aiuto economico. Abbiamo il reddito di cittadinanza, l'assegno sociale che è noto come pensione dei poveri, abbiamo il reddito di emergenza e direi tutto il settore delle prestazioni in materia di invalidità civile, quindi almeno 4 aree di prestazioni assistenziali cui potrebbero avere diritto delle persone che però non lo richiedono semplicemente perché non sanno di avere titolo, di avere i requisiti per poterle chiedere. Il progetto consentirà inoltre di sviluppare interventi che possano incidere in modo sostanziale sulle persone che hanno più di altre sofferto le conseguenze della pandemia. In Veneto le richieste di aiuto delle famiglie italiane sono quintuplicate secondo l'ANCI. E noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, lo dico davvero con grande trasparenza. Tutti i sindaci del Veneto hanno a cuore il bene della loro comunità, soprattutto degli ultimi. L'impegno di raggiungere i più fragili ed emarginati sarà possibile proprio alla capillarità delle strutture territoriali dei comuni e di Caritas. Stiamo trovando nuove povertà sia tra le persone in fascia lavorativa che per vari motivi non hanno più una residenza e quindi si ritrovano a dormire in strada, e dall'altra invece le famiglie dove il tema è un problema legato sia al lavoro ma anche alla perdita della casa. I nuovi poveri sono generalmente uomini sopra i 50 anni, 60 anni di età, con una rete familiare scarsa, spesso incapaci di richiedere aiuto per una questione di pudore. Una volta prese in carico dagli operatori di Caritas o dei servizi sociali dei comuni, sarà possibile valutare, dopo delle attente verifiche, se le persone potranno beneficiare delle prestazioni che verranno erogate dall'INPS. I finti poveri, smascherati dall'autorità giudiziaria, non sono pochi anche nella nostra regione. Chi entra in possesso di denaro e lo sottrae a quelle persone che invece hanno realmente bisogno fanno un danno enorme, soprattutto a queste persone e all'intera comunità. Quindi vanno chiamati con il loro nome, sono delinquenti.